Prendo, come si suol dire, una patata bollente. È un impegno non indifferente perché il CONI in Padova è uno dei CONI più prestigiosi in Italia, ha un lavoro e una programmazione non indifferente, e con l'aggiunta poi del contributo della Fondazione che ci porta a gestire un bel pacchetto di soldi per finanziare sia società sportive che attività giovanili. L'aiuto del professor Ponchio rimarrà anche in seguito perché è una creatura sua, la Fondazione, assieme al presidente Gianfranco Bardelle, e di conseguenza vogliamo mantenerla. Siamo il comitato forse fra i più virtuosi in Italia come attività scolastica e vogliamo mantenere questo impegno. L'unica cosa che voglio demandare un po' a tutte le federazioni e al territorio è che il CONI Padova esiste, che malgrado la riforma Petrucci il presidente del Malagò ha mantenuto tutte le sue promesse, abbiamo le sedi, abbiamo un budget, abbiamo una programmazione, abbiamo una segreteria. Di conseguenza le federazioni e i fiduciari del CONI sanno dove rivolgersi e dove lavorare. Siamo pronti a lavorare tutti assieme perché lo sport nel Veneto mantenga sempre i livelli di prestigio che ha avuto.